Allora, il problema della sicurezza dei dati è sicuramente un problema molto grave, molto attuale e in continuo aumento. Anche nell'anno scorso, secondo il rapporto del CLUSIT, che è un'associazione italiana per la sicurezza informatica, il numero di attacchi a livello mondiale è cresciuto del 10% secco anno su anno e sempre più con attacchi con effetti gravi. Bisogna continuamente inseguire le nuove tecnologie e le nuove modalità di attacco da parte degli hacker per riuscire a contenere i danni subiti. Perché il paradigma non è più se verrò attaccato, ma quando verrò attaccato. E questo significa che prima o dopo capiterà più o meno a tutti quanti di subire un attacco, di subire un'infezione da virus, e se io riesco a organizzarmi prima, preventivamente, riesco a limitare i danni che questo tipo di attacco può portarmi. Se invece non ho fatto niente prima, allora a quel punto là i danni che avrò subito saranno molto gravi e bisogna vedere come va a finire. Quali sono le soluzioni che proponete anche sulla base della dimensione dell'azienda? Allora, ci sono vari aspetti da tenere in considerazione. L'aspetto più rilevante, secondo me, è sempre il fattore umano, nel senso che una buona formazione sulle persone e un'adeguata motivazione e spiegazione di quali sono i rischi sulle persone fa sì che questi rischi siano abbastanza facilmente contenibili. Poi ci sono delle soluzioni tecniche da adottare. Gli aspetti tecnici su cui noi possiamo pensare di intervenire subito sono prima di tutto un sistema di backup che sia efficiente. Il sistema di backup vuol dire un sistema di salvataggio dei dati che mi dia dei tempi di ripristino sicuri e che sia sicuro nello svolgimento di questi backup qua. L'altro punto importantissimo secondo noi è l'adozione di un sistema antivirale, un antivirus che sia di ultima generazione, che abbia degli aggiornamenti costanti e che sia monitorabile. Questo perché anche chi fa i sistemi antivirus è continuamente alla rincorsa rispetto ai cybercriminali. Il fatto che molti utilizzano degli antivirus gratuiti o scaricabili in internet senza nessun tipo di controllo è un risparmio, ma non è una sicurezza in quello che facciamo. Facendo due numeri proprio così, un'azienda che fa 10 milioni di fatturato, 200 giorni lavorativi all'anno, nel caso che subisca un attacco e venga bloccata, subisce un danno di circa 30-40 mila euro giornalieri, che non è solamente un danno economico, perché il danno economico magari poi lo riprendo e riesco a recuperare durante l'anno, ma è anche un danno d'immagine, nel senso che il fatto che io non riesca a garantire la sicurezza dei miei dati e si venga a sapere che sono stato attaccato, perdo anche di credibilità rispetto ai miei clienti. L'immagine della mia azienda ne viene sempre indebolita. Un firewall è un sistema di protezione che noi mettiamo al confine tra il perimetro aziendale e internet, quindi interponiamo alla connessione internet questo firewall prima di entrare all'interno dell'azienda. E l'altro aspetto su cui lavora molto bene il firewall è appunto quello di dare delle regole interne all'azienda sulla navigazione, quindi la possibilità di definire che siti si possono andare a vedere, in che orari si possono andare a vedere e anche cosa non si può fare. A conclusione di questa intervista, è possibile essere al 100% sicuri? No, non è possibile garantire al 100% la sicurezza dei dati e se qualcuno dice che garantisce al 100% mente sapendo di mentire. Quello che si può dire è limitiamo il rischio il più possibile e quindi noi di Gaia Informatica il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è stato quello di cercare continuamente nuove soluzioni tecnologiche
che mi diano appunto questo livello di confidenza molto alto e al contempo cercare di formare i nostri tecnici per l'utilizzo di questi strumenti e per dare tutto il supporto possibile ai nostri clienti proprio per una migliore gestione degli strumenti informatici e una sicurezza il più alta possibile.